benvenuti a Noi Chiesa, la nostra trasmissione dedicata alla vita della diocesi di Chiavari. Questa settimana iniziamo con un ricordo di Monsignor Giulio Sanguineti, vescovo emerito di Brescia, che è mancato all'ospedale di Lavagna all'età di 93 anni. Monsignor Sanguineti era originario della frazione collinare di Santa Giulia a Lavagna, dove si era ritirato negli ultimi anni del suo ministero pastorale. È stato vescovo di Savona Noli, di La Spezia Sarzana Brugnato e poi di Brescia, dove ha concluso il suo ministero, e negli anni in cui ha servito la Chiesa di Chiavari ha ricoperto il servizio di cancelliere vescovile, direttore del seminario e di vicario generale della nostra diocesi. Vediamo. Monsignor Giulio Sanguineti non ha mai dimenticato Santa Giulia. Quando è tornato in diocesi il 7 ottobre del 2007, ricordava l'ultima celebrazione a cui aveva partecipato proprio lì, in quella chiesa, prima di entrare in seminario e prima di iniziare un ministero che l'avrebbe portato lontano. Era il giorno della Madonna del Rosario, il 3 ottobre del 1942, 55 anni prima. Ho gradito molto anche il bentornato Don Giulio, quindi mi ha impressionato questo rientro da bambino, ecco. In quei 55 anni Giulio Sanguineti ha terminato gli studi nel seminario di Chiavari. È stato ordinato sacerdote a 23 anni da Monsignor Francesco Marchesani. Ha servito la Chiesa di Chiavari come rettore del seminario, canonico della cattedrale e con diversi incarichi di curia. Laureato in diritto canonico alla Pontificia Università Gregoriana di Roma, aveva prestato servizio come presidente del Tribunale Ecclesiastico diocesano. Per molti anni è stato vicario generale della diocesi. Il 15 dicembre del 1980 è stato eletto vescovo di Savona Noli. È stato consacrato vescovo il 6 gennaio del 1981 in San Pietro da Giovanni Paolo II. Trasferito nella diocesi di La Spezia Sarzana Brugnato il 10 dicembre del 1989, con la successiva nomina del 20 febbraio 1999 era stato inviato come vescovo di Brescia, dove è rimasto fino al 1 ottobre del 2007, quindi il rientro in diocesi nella terra che non ha mai dimenticato. Il legame era vivo, era forte con noi, anzi spesso veniva anche per celebrazioni o altro. E negli ultimi anni, quando si era di nuovo trasferito nella casa dei suoi a Santa Giulia, il rapporto era un po' diminuito, ma il legame c'è sempre stato e direi anche l'affetto, la stima da parte nostra verso di lui. Il sogno di chiesa di Monsignor Sanguineti era radicato in una essenziale fedeltà al Vangelo. Mi viene in mente che come vicario generale è stato scelto quasi subito dopo il suo ingresso da noi dal vescovo Luigi Maverna. Direi che Monsignor Giulio ha partecipato intensamente, non con la sua persona evidentemente, ma con il suo pensiero al Concilio Ecumenico Vaticano II, che si era concluso poco prima della venuta di Monsignor Maverna a Chiavari e quindi della nomina di Monsignor Sanguineti a suo vicario generale. Era dotato di una particolare, prudenza, equilibrio. Io non l'ho mai sentito alzare il tono della voce, eppure esercitava la sua funzione con autorità, meglio, con autorevolezza, ma con quella pacatezza, con quella appunto prudenza, con quell'equilibrio che lo hanno sempre sostenuto. E non poteva nemmeno, se vogliamo usare questi termini un po' lontani di per sé da noi, non era nemmeno uno che potevi classificare un conservatore, un tradizionalista, oppure è un progressista e molto aperto verso... Era una persona mediana, virgolette.
arte, e per questo era apprezzato da tutti e per questo era anche, quando occorreva, obbedito. Direi che Monsignor Maderna ha scelto bene e poi è stato confermato da Monsignor Ferrari e dai vescovi fino all'81. Chi è più giovane e lo ha conosciuto nella seconda parte della sua esistenza ne ricorda il tratto umano bonario e l'affabilità. Direi anche con una dose buona di umorismo, sapeva prendere le cose anche con un po' di umorismo, senza gravare mai su alcuno. Si parlava volentieri con lui, perché non solo ascoltava, ma cercava di risolvere le questioni, e lo ripeto ancora, senza mai alzare la voce o neanche il tono. Tutta la comunità diocesana si stringe in questo momento di dolore per la perdita di Monsignor Giulio Sanguineti. Il funerale sarà celebrato sabato mattina alle 11 nella cattedrale chiavarese di Nostra Signora dell'Orto. Le sorelle Giannelline del Conservatorio partecipano con commozione e preghiere alla triste perdita di Monsignor Giulio Sanguineti. Ora facciamo un passo indietro e torniamo alle celebrazioni in occasione della solennità di tutti i santi e della commemorazione dei fedeli defunti, e iniziamo raccontandovi con le nostre immagini e le interviste un momento, un evento, un gesto che ha stupito per prime le persone che vi hanno partecipato, ossia il pellegrinaggio in memoria di Marco Gallo, giovane che oggi avrebbe 31 anni, originario di Casarza Ligure, che morì a Monza quando aveva solo 17 anni nel corso di un incidente stradale. Centinaia, forse migliaia di persone anche quest'anno dalla Liguria, dalla Lombardia, ma non solo, anche da altre regioni d'Italia, hanno raggiunto a piedi il santuario mariano di Nostra Signora di Montallegro a Rapallo nel giorno della solennità di tutti i santi. Sono qui ancora per conoscerlo. Ormai sono migliaia le persone che dalla Liguria e dalla Lombardia, terra di origine e terra di adozione di Marco Gallo, ma anche da altre regioni, salgono ogni anno il 1° di novembre a Montallegro per ricordarlo. Lui, che nel 2011 ha perso la vita in un incidente stradale, oggi avrebbe 31 anni. Fra chi è salito al santuario, nonostante e attraverso la nebbia, ci sono centinaia di ragazze e di ragazzi, giovani adulti e bambine e bambini che Marco non l'hanno conosciuto, ma c'è anche chi Marco lo ha conosciuto e ancora non smette di stupirsi per quello che la sua esistenza, misteriosamente nella morte, ha generato. Siamo amici della sua famiglia, quindi io Marco l'ho conosciuto, al pellegrinaggio ci vengo probabilmente dalla prima volta, però la cosa secondo me incredibile è che veramente eravamo un piccolo gruppo di persone e adesso solo negli ultimi 2 anni è diventata una roba enorme, inaspettata. Si è trasmesso il messaggio di Marco, secondo te qual era il suo messaggio più importante? Mi piacerebbe tanto, io sono in un mondo come questo, l'ultima cosa che si sente è sperare che ci sia ancora vita nel cuore di un giovane. E la vita di Marco, secondo me, ha testimoniato il fatto che la vita, anzi nella gioventù, mai come in gioventù è esplosiva. Non so, a me mi affascina come proprio anche come fosse in realtà un ragazzo qualsiasi, però aveva dentro di sé una vita che esplodeva. Fra le persone che sono salite al santuario ci sono i giovani, certamente, per lo più studenti universitari, tantissimi di Milano, ma ci sono anche tante famiglie. Siamo un sacco di gente, che noi siamo di Chiavari, di Lavagna, però tanta gente che viene da Milano, anche se il tempo è un po' incerto, però bello, dai, sempre una bella esperienza che ogni anno facciamo e
ci piace fare così con tutti. Com'è andata anche con i bambini? Bene, sono stati molto bravi, anche loro piccolini, un po' in braccio, un po' a piedi, ma bene, dai. Voi lo conoscevate Marco Gallo? No, io personalmente no, però appunto tramite amici e tutti, sì, poi ormai è un po' di anni che facciamo il pellegrinaggio, quindi ecco, di persona no, non l'ho mai conosciuto. È una persona che è entrata nei cuori di tutti anche se non lo conoscevano. Sì. È stato bellissimo. Hai camminato tanto? Sì, Ma era la prima volta? sì, Lo rifaresti l'anno prossimo? sì, Qualcos'altro altresì? sì. Grazie. Siamo partiti da Torino, però in auto con i bambini siamo venuti qui oggi per vivere questa giornata. Come mai eravate a conoscenza di questa giornata? Perché facciamo parte della parrocchia di Santa Giulia e sono venuti degli amici di Marco Gallo a raccontarci la sua vita. Voi non lo conoscevate personalmente, Io no, non lo conoscevo. No. però la sua vita vi ha affascinato in qualche modo. Sì, e per quello siamo venuti qua, poi abbiamo portato tanti ragazzi, e allora, cioè alcuni ragazzi sono venuti e niente. E poi ci sono loro, studenti, liceali e universitari, che Marco non lo hanno mai conosciuto. Era la prima volta? Sì, per me era la prima volta, sì. Come esperienza com'è stata? Bella, mi hanno invitato degli amici, io ho seguito con fiducia questo invito e ne valsa la pena. Come sei venuta a conoscenza della storia di Marco? Grazie ai miei coinquilini, che sono di Rapallo. Come avete conosciuto voi la storia di Marco? Coi cavalieri, seguendo il movimento, erano venuti una vacanzina a Pila e in verità non ero stato molto attento, anche perché essendo piccolo magari non c'era questa attenzione a chi era Marco. L'attenzione è venuta dopo e per me è nata una grande domanda su come anch'io potessi essere santo, in modo vero, in modo sano, ed è la domanda che mi sono portato di più, sia come intenzione sia come pensiero durante il pellegrinaggio. La prima volta, mi hanno invitato degli amici, mi sono aggregata. Come mai sei venuta a conoscenza della storia di Marco? E attraverso questi amici che sono di Comunione e Liberazione, anch'io, e quindi sono storie così che circolano, che ci raccontiamo. Cosa ne pensi della sua storia? E che è avvincente perché è un modo di vivere il cristianesimo interessante e che intercetta i giovani di oggi. E che significato ha avuto? No, molto bello, è un momento anche per incontrare un sacco di amici e nella fatica assieme salire è un momento veramente speciale secondo me. È stato un bel momento per riflettere, per pregare, fare insieme ai miei amici una cosa bella. La figura di Marco già la conoscevi? Sì, ma poco, perché in realtà è stato bello anche leggere le cose sul libretto. Hai conosciuto qualcosa in più di lui? Sì, sicuramente. Sì. È stato un bel momento per pregare e riflettere con i miei amici. Non conoscevo Marco, per cui l'ho conosciuto leggendo il libretto e facendomelo raccontare da chi già l'aveva conosciuto. Di dove sei? Milano, sud Milano. Anche tu di Milano? Sei venuta da Milano? Sì, io di Varese, però sì. Siamo venuti assieme tutti quanti dalla nostra università. Ci hanno invitato degli amici. Cosa ti ha lasciato l'esperienza di Marco? Non so, io già l'avevo incontrato, avevo letto il libro e sicuramente il fatto che una persona così giovane abbia vissuto una vita così piena mi rilancia tanto anche, cioè vedo che potrebbe rilanciarmi tanto anche nelle mie giornate. È stato un momento utile per riflettere su quello che sto vivendo in questi mesi e fare un po' una somma di quelle che sono le complessità che si vivono ogni giorno e di cui si fa poca memoria. E è stato sicuramente prezioso per me avere un momento dove pregare e separare tutte le cose complesse che ogni giorno si vivono e individualmente guardarle nell'insieme. Ci siamo affezionati a Marco e a nostri amici che lo conoscevano e è un bel momento tutti insieme. Cosa vi hanno raccontato di lui? Che era un ragazzo semplice però con un cuore grande, bello. La santità è qualcosa possibile a tutti, anche nella vita quotidiana, che è quello a cui ci hanno invitato in tutto il cammino. Quindi questo. Siete venuti tutti insieme? Di dove siete? Veniamo dalla Svizzera. Dalla Svizzera in ricordo di Marco Gallo, cosa significa?
Siamo stati invitati e siamo stati contenti di partecipare, anche se non l'abbiamo conosciuto mai. Avete conosciuto comunque qualche aspetto della sua vita? Sì. Cosa vi ha colpito di questo pellegrinaggio? A me hanno colpito molto i testi che hanno letto, cioè che aveva scritto lui da giovane, cioè appunto prima di morire. Era un ragazzo davvero molto giovane, che effetto vi fa che sia mancato così presto? Fa impressione vedere, cioè a me ha colpito molto oggi vedere quanta gente c'era appunto a partecipare. Dopo la salita a piedi al santuario, il vescovo Giampio De Vasini ha presieduto la messa, proponendo una riflessione che ha tratto spunto dal Vangelo delle Beatitudini e ha sfiorato anche la frase che la famiglia di Marco ha scelto per questa edizione del pellegrinaggio. Se sono più felice, scriveva Marco nel settembre del 2011, poche settimane prima dell'incidente, se sono più felice si dovranno pur chiedere da dove venga questa mia gioia. La gioia manca clamorosamente al nostro essere Chiesa, manca al nostro dire Dio, manca al nostro dire di Dio. Dentro tutti i santi ci sono anche quelle persone che ci hanno preceduto nel cammino della vita, verso le quali siamo molto legati, alcuni sono rapporti amici, parenti. Marco è un figlio, quindi c'è una mamma e un papà che hanno perso un figlio, che però l'hanno recuperato nella comunione dei santi. E Marco proprio nella comunione dei santi è diventato amico di tantissimi giovani che tutti gli anni per la festa di tutti i santi salgono pellegrini al santuario di Montallegro per non soltanto ricordare lui quando era in vita, ma per ricordare lui ora che sta vivendo nella luce di Dio. È quasi una santità contagiosa. È una festa che interpella il senso della vita. A noi fa paura la parola morte e in qualche modo si cerca di oscurarla o di banalizzarla anche attraverso qualche forma un pochino più colorata. Ecco, penso alla notte che molte persone hanno vissuto, un pochino troppo colorata, ma forse anche dentro il nascondimento, l'ostentazione di una morte diciamo così divertente, forse si nasconde una paura. La domanda sulla vita resta. E Marco diceva: se io sono così felice, qualcheduno si dovrà chiedere perché. Se noi siamo così tristi, qualche domanda ce la dobbiamo fare. Se siamo felici, ci dobbiamo chiedere se la nostra è una felicità effimera destinata a finire, oppure se è una felicità che invece è chiamata al compimento. I santi ci dicono che la loro felicità è una felicità che sta vivendo nel compimento di Dio. In questo senso è una festa che ci interroga e che anche ci piace, perché a noi quando ricordiamo i nostri defunti non ci piace ricordarli soltanto come morti, tanto non sono morti al nostro affetto, ma ci piace anche pensare e credere nella comunione dei santi, cioè che sono vivi nella luce di Dio, e questo ci dà tanta speranza. La famiglia di Marco, il papà Antonio, la mamma Paola, le sorelle Francesca e Veronica anche quest'anno hanno guardato con stupore quello che è accaduto a Montallegro. Non una folla, ma un insieme di volti e di storie, ciascuno nonostante e attraverso la nebbia, con la sua domanda a piedi lungo il monte. È un percorso quotidiano e anche familiare. Però ogni anno per me questo è una sorpresa in realtà, perché è come se si svelasse sempre un pochino di più, ecco, anche di mio fratello, e mi stupisce perché la maggior parte delle persone che sono qui oggi non l'hanno incontrato, ecco, di persona. E quindi Marco, come dire, è vivo e si fa vivo, e anche per me sì, è un conoscerlo sempre nuovo. E penso che la giornata del pellegrinaggio del 1° novembre sia un po' come quelle giornate come per i bambini, in cui la giornata più bella dell'anno, in cui sono più felici, e come tutte le cose veramente belle uno non vorrebbe mai che finissero, ecco. Però questo, come dire, è proprio quella gioia che in qualche modo Marco riusciva straordinariamente anche un po' a ritrovare, a scoprire nella quotidianità, ecco, di tutti i giorni. Un messaggio secondo te che Marco vorrebbe che arrivasse a tutti? Marco parlava, ecco, al cuore di tutti, veramente, da quello più timido a quello più estroverso, anche proprio alle persone anche più diverse da sé, e di veramente di cercare, ecco, ciò che ci rende pienamente felici e di non accontentarsi, ecco. Ancora desidero tanto incontrarlo, perché secondo me c'è tanto bisogno di sentire
che anche i ragazzi possono essere pieni di vita, no? Ora andiamo nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto, dove il Vescovo ha presieduto la celebrazione in occasione della solennità di tutti i santi, proponendo una articolata riflessione. La comunione con le sorelle e i fratelli che ci hanno preceduto è un aspetto della vita cristiana che conforta e spezza ogni tipo di solitudine, ha detto. Fin dagli albori della sua esistenza la Chiesa ha sentito la necessità di celebrare tutti i martiri, coloro che hanno offerto la vita per testimoniare la fede, e molto presto questa data è stata individuata nel 1° novembre e nel 1° novembre si sono ricordati i martiri e tutti i santi, donne e uomini riusciti, persone che hanno sperimentato la felicità più profonda della vita, ossia la beatitudine del Vangelo, non una gioia a basso costo, ma quella gioia profonda che si sedimenta a lungo. È scaturita da questa ricostruzione storica la riflessione che il Vescovo ha proposto in cattedrale nella solennità di tutti i santi. I santi sono delle donne e degli uomini beati, felici, perché la loro vita è riuscita, ed è riuscita perché hanno amato. I santi sono diversi l'uno dall'altro, ha spiegato il Vescovo, hanno abitato tempi diversi e tuttavia il segreto della loro beatitudine è sempre uguale. Non hanno vissuto prendendo se stessi come centro, non si sono concentrati su sé e così hanno permesso alla vita di Cristo di nascere e crescere in loro, sono trasparenti. Con i santi non ci si annoia, quanto più tu li frequenti, tanto più scopri che sei immerso in una luce che va al di là della loro vita. Oggi l'immagine delle donne e degli uomini felici è associata al successo, alla realizzazione dei bisogni personali o al saper attirare attenzione su di sé. Personaggi viceversa opachi, non trasparenti, che fermano l'attenzione su di sé e generano noia. La solennità di ogni santi, ha detto il Vescovo, è la certezza che la solitudine è vinta da sempre e per sempre. Quando viviamo la nostra vita, che dovrebbe essere una vita di fraternità, di carità, non siamo mai soltanto noi. Siamo noi insieme a tutte le cristiane e a tutti i cristiani che ci hanno preceduto. Possiamo anche essere fisicamente soli, ma non siamo mai isolati. Siamo in una comunione profonda, bellissima, con tutti coloro che ci hanno preceduto. Annullata a causa delle cattive condizioni meteo la celebrazione nel cimitero di Chiavari in occasione della commemorazione dei fedeli defunti, il Vescovo ha celebrato il 2 novembre la Santa Messa nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto e ha proposto ai fedeli una riflessione dedicata all'esperienza del distacco. Noi sentiamo la perdita, ha detto il Vescovo, ma nella fede sappiamo che nulla di ciò che è stato voluto e creato da Dio andrà perduto. Se c'è un'unica volontà che Dio ha manifestato in Gesù è questa, che nulla vada perduto, ha aggiunto ancora Monsignor De Vasini, che ha poi spiegato: possiamo attraversare la vita in assenza di Dio, ma questo ci porta al nulla e soprattutto facciamo esperienza della verità della nostra vita. Non siamo destinati al nulla, ma siamo destinati ad essere raccolti dall'amore eterno e benevolo di Dio. Alla vigilia della solennità di tutti i santi, il Vescovo ha benedetto i lavori di restauro del coro in legno della chiesa di Santa Maria del Campo a Rapallo, uno degli ultimi arredi che sono stati restaurati nella chiesa parrocchiale che, lo ricorderete, venne colpita da un incendio nel giugno del 2010. Vediamo. Un ulteriore tassello nella ristrutturazione di tutti gli elementi, dai marmi alle suppellettili, che nel 2010 vennero danneggiati dall'incendio che ha interessato la canonica e la chiesa parrocchiale di Santa Maria del Campo a Rapallo. Un lavoro lungo, meticoloso, portato avanti con la determinazione e la pazienza della comunità e la generosità di tanti benefattori, che ha portato a restaurare anche il coro in legno dietro l'altar maggiore della chiesa. Siamo quasi alla fine e ci rimangono i 2 confessionali che sono posti in fondo alla chiesa,
dopodiché abbiamo qualche pezzetto da recuperare nei candelabri, però diciamo la parte grossa del restauro è stata eseguita completamente. Partiamo dal 2011 con i primi lavori di restauro comprendenti gli affreschi presenti nella nostra parrocchia e i marmi e tutti gli altari laterali, ed arriviamo ad oggi con il restauro del coro. Quanto è costato il restauro del coro? Il restauro del coro è costato circa 35.000 euro, abbiamo ancora un debito da saldare di circa 6.000 euro e confidiamo nella provvidenza per riuscire a superare anche questo gap. Se qualcuno volesse aiutare l'associazione nella sua opera, come può fare? Ma abbiamo il codice IBAN eventualmente, oppure anche offerte dirette attraverso l'associazione, attraverso il parroco che poi li gira a noi, quindi problemi da quel punto di vista lì non ce ne sono assolutamente. La cerimonia di inaugurazione si è tenuta al termine della messa che il vescovo Giampio ha celebrato alla vigilia della solennità di tutti i santi, proponendo una riflessione incentrata sul commento al discorso della montagna. È bello, ha detto il vescovo, vivere queste giornate avvolti dallo sguardo e dalla vicinanza di tutte queste sante e questi santi e dei defunti, e sentire che quando abbiamo la tentazione di percepirci soli non lo siamo mai davvero. I santi, ha aggiunto, hanno vissuto una umanità piena perché hanno risposto con la loro umanità al dono della vicinanza gratuita di Dio, cercando di essere misericordiosi, operatori di giustizia, artigiani di pace. Oggi abbiamo infiniti strumenti di comunicazione, comunichiamo sempre, dappertutto, anche quando non dovremmo comunicare perché non abbiamo nulla da dire. Eppure forse mai come oggi, con tutti questi strumenti di comunicazione, a volte ci sentiamo soli, perché questi strumenti di comunicazione che abbiamo al limite pongono su di noi lo sguardo curioso degli altri, ma non lo sguardo amorevole degli altri. Alla messa è seguita la benedizione del coro e la descrizione degli interventi che sono stati eseguiti per restaurarlo. I principali passaggi sono stati innanzitutto la numerazione, la catalogazione fotografica di tutte le varie parti. Lo smontaggio, dopo aver smontato, è stato trasferito nel laboratorio dove ci siamo occupati della rimozione dei vari strati di vernici, pitture e cere. Dopo di quello il primo trattamento antiparassitario e l'incollaggio di tutte le parti antiche che erano scollate. Dopo di quello tutte le varie parti da ricostruire, utilizzando naturalmente del legno antico della stessa epoca del coro e modellate. Poi a quel punto sono stati rimontati in loco, pezzo per pezzo, naturalmente rispettando tutte le misure, perché come si può ben vedere ogni pannello è di misura diversa, quindi anche gli andamenti, le inclinazioni devono essere assolutamente rispettate. Finito il montaggio si è fatto un altro trattamento antiparassitario, quello definitivo, e dopo abbiamo applicato 4-5 mani di gomma lacca, successivamente è stata abrasivata e sono state applicate 2 mani di cera vergine a protezione finale. E abbiamo cominciato a ottobre dell'anno scorso. Si pensava di finire per l'Assunta, quindi per il 14 d'agosto, ma purtroppo la parte delle panche e degli inginocchiatoi erano molto deteriorate e hanno richiesto naturalmente più tempo per fare un intervento di restauro a regola d'arte. E il vescovo ha visitato l'asilo parrocchiale, il Giardino Incantato di Sant'Ambrogio di Zoagli, per visitare le nuove strutture. Da quest'anno l'asilo nido infatti può contare su nuovi spazi per i suoi 27 piccoli ospiti. L'asilo si affianca alla scuola materna, la scuola per l'infanzia, dove gli utenti sono 52. Si affaccia su uno dei panorami più suggestivi e belli di tutto il Tigullio, l'asilo parrocchiale di Sant'Ambrogio di Zoagli. Dalle terrazze e dalle finestre delle aule si vedono il golfo di Rapallo e il promontorio di Portofino racchiusi tra cielo e mare. Attiva ormai da oltre 50 anni, la struttura fondata da Monsignor Luigi Sbarbaro quest'anno ha ampliato la sua offerta, trasferendo negli spazi prima adibiti ad ostello e da alcuni anni inutilizzati il nido e il giardino incantato, che è passato dai precedenti 15 posti agli attuali 27. E c'è ancora posto. Questa mattina la visita del vescovo di Chiavari, che ha potuto vedere di persona gli interventi di sistemazione realizzati. E si è partito dalla scuola dell'infanzia e c'era solo quello un po' di anni fa, e poi abbiamo fatto un micronido e dal micronido abbiamo ampliato in locali della parrocchia
che erano un po' abbandonati. Abbiamo fatto l'ampliamento e siamo diventati nido con una capienza di 26-27 bambini. Quanti sono gli utenti di questa struttura oggi? Gli utenti di questa struttura per il momento sono 27 giù nel nido e 52 nella scuola dell'infanzia, quindi un'utenza abbastanza capiente, e ce ne stanno ancora un pochettino, quindi siamo molto soddisfatti. Un posto bello, quindi anche per loro, per i ragazzi, stare qui, crescere qui è comunque importante per il loro futuro. Sì, siamo proprio all'aria aperta, oltre ad essere un posto meraviglioso perché è della parrocchia, quindi viene seguito dalla parrocchia, è un posto anche meraviglioso come utenza perché siamo all'aria aperta, i bambini respirano aria buona, lontano dalle macchine, quando ci sono le giornate di sole è uno spettacolo. Che cosa è stato fatto per ampliare comunque l'accoglienza della struttura? I lavori sono stati molto grossi perché era un vecchio ostello di questa struttura che non veniva più utilizzata, e quindi con l'aiuto del nostro legale rappresentante e con il nostro amministratore Franco D'Andrea ci siamo fatti carico di questa responsabilità e abbiamo ampliato il nostro micro nido e l'abbiamo fatto diventare nido con una capienza da 15 a 27 bambini, quindi è stato proprio fatto tutto nuovo. La maggior parte dei bambini e delle bambine sono di Zoagli, ma ci sono famiglie iscritte anche da Santa Margherita Ligure, Rapallo e Chiavari. Oltre al servizio di nido per bimbi fino ai 3 anni di età, la struttura ospita anche le attività della scuola dell'infanzia Emilio Rotondi, dove sono accolti attualmente 52 bambini. A prendersene cura le maestre, le 2 cuoche che preparano i pasti e l'autista che guida il pulmino giallo che ogni giorno accompagna i bambini all'asilo. Oltre alle aule e ai giardini, da quest'anno è stata inaugurata anche la fattoria didattica che si è andata ad affiancare all'orto. Il nostro asilo parrocchiale è voluto a suo tempo da Don Luigi, che ricordiamo tutti con affetto e gratitudine. È stata una sua intuizione, direi molto bella, perché questo asilo, tanti anni ormai che c'è, e rappresenta un punto di riferimento per tante famiglie, per tante mamme e papà, perché è un luogo, come vedete, meraviglioso da un punto di vista del creato, diciamo, ma anche un luogo meraviglioso da un punto di vista umano, perché le persone che ci lavorano con impegno, direi con un senso quasi di missione, mi passi questa parola. È un luogo, appunto, come diceva lei, di crescere davanti a questo panorama, davanti alla Chiesa, a crescere come persone, come cristiani per chi fa questa scelta, ma crescere soprattutto nell'amicizia, nella fraternità, e poi anche coltivando ad esempio alcune cose che nella vita poi impariamo ad amare e a coltivare. Ad esempio i bambini hanno la fattoria degli animali, hanno l'orto che con le maestre curano. Può sembrare una cosa piccola, banale, ma loro sono appassionati di questa cosa, quindi già da piccoli capiscono cosa vuol dire unire il creato, questo posto meraviglioso, con le cose che la natura ti dà, quindi con il rispetto anche per la natura. Un luogo sostenuto dalle famiglie con le rete per l'iscrizione, ma che ha bisogno anche di sostegno di tutta la comunità. Sì, naturalmente, anzi ringrazio per questa domanda, perché noi abbiamo sostenuto, per poter allargare gli spazi a norma di legge, perché le richieste sono tantissime da parte delle mamme e dei papà che lavorando hanno bisogno di aiuto per mettere i loro bimbi al sicuro, e quindi abbiamo dovuto naturalmente sostenere delle spese. Abbiamo fatto un mutuo bancario abbastanza interessante, come si dice, e quindi sì, le rette aiutano, ma certamente noi diciamo sempre che la provvidenza c'è, che se qualcuno ci aiuta anche a renderla ancora più efficiente, più bello di quello che è. Terminiamo così il nostro appuntamento settimanale con Noi Chiesa, il nostro viaggio alla scoperta della vita della diocesi di Chiavari. Grazie per averci seguito. Ci rivediamo la prossima settimana.